Buongiorno e ben ritrovati con una nuova edizione del TG Flash. Sbarcato a Lampedusa il cadavere di un neonato, il piccolo sarebbe nato sul barchino durante la traversata e sarebbe morto poco dopo. La madre è stata invece trasferita al poliambulatorio. Accoltellamento a Palermo ai danni di un tunisino di 40 anni, colpito alle dita, al basso ventre e alle gambe. La vittima ha trovato rifugio dentro un esercizio commerciale, indagini in corso sul caso. Arrestato un 23enne a Catania per rapina in corso che è stata sventata dai carabinieri. Avrebbe tentato di rubare un escavatore minacciando anche il titolare dell'azienda con una pistola. Bloccati dalla polizia di Ragusa 4 minori a bordo di un'auto rubata. Insospettiti dalla giovane età del conducente, gli agenti hanno fermato l'auto per un controllo. I ragazzi sono stati accompagnati in questura dove sono stati convocati anche i loro genitori. Molte corse dell'azienda siciliana Trasporti Aste saranno cancellate il 16, 17 e 18 settembre. I pullman saranno utilizzati per trasportare i circa 2000 stranieri presenti nel centro di accoglienza di Lampedusa verso il nord Italia. Per questa edizione è tutto, il prossimo appuntamento questa sera alle ore 19:30. Arrivederci!